Amici bellini, sono informissima, lo potete sentire dalla voce, quindi abbiate un po' di pazienza se il video vi arriva in ritardo, però facciamo presto perché ci sono le notizie di mercato che possono sbloccare delle situazioni. Cominciamo. In realtà è un po' di giorni che non vi faccio vedere le liste e allora sentivo proprio il bisogno di fare un video. Magari qualcuno è nuovo, benvenuti, iscrivetevi con fiducia al canale. Io sono Valerio Fluido e mi piace farvi vedere le liste. Ci spostiamo come per magia per far vedere a tutti le liste, perché pare che si parli di nuovo di Ceballos e io volessi sapere o cazzo c'ho un team, nel senso, con grande calma. Questa è la situazione. Ho dovuto spostare Mazzocchi. Ci fanno sapere di un Mazzocchi molto avvilito, molto insomma addolorato del fatto che non c'è posto più per lui. È l'unico che in questo momento io l'avrei spostato via a gennaio per far rientrare Buongiorno, dandogli la soddisfazione di rimanere, ma a quanto pare no, visto che Lang è entrato nelle gerarchie, perché in qualche modo le sostituzioni di Allegri della partita col Genoa dobbiamo tenere presente quelle per capire più o meno dove, in che direzione stiamo andando. Lang entra, Vergara entra e De Bruyne ovviamente entra, e poi entra anche Lucca, non entra Giovane. Vergara prende il posto di Politano. Questo già è un indizio interessante, perché poi Vergara può essere anche un po' più centrocampista mentre Giovane è più attaccante, e allora non esageriamo, e Vergara ti garantisce anche quella fase difensiva, quell'equilibrio. Quindi occhio, si cominciano a stabilire delle cose e capiamo che abbiamo saputo che Badiashile si è allenato, parte in gruppo, parzialmente in gruppo, non lo so se è già infortunato, magari è una cosa di deve ancora imparare tutta una serie di cose, è inutile fare, magari gli hanno fatto un personalizzato tattico, non lo possiamo sapere, però è con noi, quindi è ufficiale, così come Favasuli si è fatto la foto con Alisson Santos. E quindi questa è la situazione. Spostato Mazzocchi, si è fatto spazio per Badiashile. Ora restano questi qua in giallo, perché qualcuno sta anche scrivendo di Giovane, ma qualche tifoso, non qualche insider di mercato, non un Di Marzio, non un Fabrizio Romano, non uno Schira, non un Alfredo Perola. Sono i tifosi che stanno dicendo io venderei Giovane, ma nessuno lo sta approcciando Giovane, poi l'abbiamo appena comprato, quindi diventa difficile. Però questi sono quelli là che erano, diciamo, in dubbio, un po' per volontà nostra, un po' perché potrebbero avere mercato. Lang e Lucca su tutti, perché Neres sì, magari convocato, dobbiamo capire in che stato di forma sta. Ti può tornare non utile, utilissimo se hai un Neres a disposizione, sempre riserva di Politano, però ti può tornare utile. Come l'avete messo il presidente? E come accoppiamenti, bene o male ci siamo, perché se ci spostiamo da questa parte tutto in verde, vediamo tutte le accoppiate di questo 4-3-3 iniziale, che poi si può trasformare in un 4-2-3-1 facile. Lo abbiamo visto anche, perché io ho continuato a chiamarlo 4-3-3, ma se tu metti un De Bruyne libero di svariare, è chiaro, McTominay e Lobot che possono fare i due mediani, è facile da leggere. Adesso stiamo anche leggendo che vuole ritornare ai Fab Four, bisogna trovare un modo. Va bene. Quindi Milinkovic-Savic, se non avviene lo scambio con Musso, pum, il Musso faccia muro e Musso, e roba strana, per me incomprensibile. Milinkovic-Savic vale 20, Musso vale 2 milioni, ci dovrebbero dare come minimo 18 milioni di conguaglio. Musso è più vecchio, Musso viene a fare il sostituto, viene a fare la riserva, va bene, ma è uno che prende più soldi di stipendio di quelli che prendono sia Meret che Milinkovic. Non lo so, è una cosa incomprensibile. Comunque, i portieri questi sono, i difensori questi sono. Rafa Marini tornerà a Beo come prima o poi, Di Lorenzo Favasuli, consideriamoli così. I centrocampisti che abbiamo visto, con Vergara che può essere utilizzato anche qua, e lo sappiamo, Lang e Santos che si dividono i minuti, Luca Højlund, e c'è questo Giovane Jolly, è un Jolly Giovane.
che noi pensavamo potesse essere uno slot occupato da un Gabriel Jesus, da un Martinelli, non da uno Ceballos però, perché Ceballos è uno di quelli che viene da infortuni pesantissimi e non capirei questo insistere, pare che non ha superato le visite con il Celta Vigo e tu che fai insisti? Non si spiega, veramente non me lo so spiegare. Sono queste le notizie di oggi, i rumor su quello che ci arriva. Musso Savic, Ngong verso il Monza, anche perché qui abbiamo messo abbiamo salutato Cioffi, abbiamo salutato Obaretin, tra un po' possiamo forse salutare Ngong. Su Caius si parla sempre del Torino, ma vogliono sempre il prestito. Lindstrom, ma lascio aperta la porta del Bromby, ma perché è una voce che è arrivata a me, ma non si sa. Foloruscio, ha parlato Giuffri, non lo sa neanche lui dove andrà, da qualche parte andrà. Shadira potrebbe riguardare un giro di attaccanti, visto che la Lazio ha irrigoato Pinamonti per un prezzo secondo me corretto, perché se Pinamonti tipo 3 milioni di prestito e 11 poi di riscatto, è quello il prezzo di questi attaccanti qua, i Pinamonti, i Lucca, i piccoli, i Pellegrino, però i piccoli Pisilli, tanto dovrebbero essere pagati, non 30-35 come abbiamo fatto noi. Ma va bene, inutile piangere sugli euro versati. Se il Sassuolo, perché Shedire tra Frosinone, sempre queste squadre qua, hanno bisogno di un attaccante tipo Shedire. Io non dico che il Sassuolo si può andare a prendere Lucca, perché potrebbe essere un'idea. Teniamo presente che Lucca probabilmente a Napoli sta benissimo e non ha voglia di andarsene, anche perché gli è appena nato il bimbo, stanno bene probabilmente, quindi non sarà facile convincerlo. Quindi è più facile che Lucca sarà il vice Højlund fino alla fine della stagione. E se riesci a vendere Lang, non più all'Atalanta ma al Bologna, questo è il giro. Shedira che può andare a Sassuolo vendendo Politano, vendendo Pinamonti alla Lazio, ti resta Lucca e Lang può essere quello che va a sostituire Rowe nel momento in cui il Bologna lo cede all'Atalanta, che ha mollato Lang e che si è rituffata su Rowe. E qui sono giocatori praticamente comparabili. E al momento questo è. Se esce Lang e ti entra Ceballos, io non capisco niente di calcio. Non capisco niente di affari, non capisco niente di niente, perché non me lo spiego. Lang sembra uno di quelli più integri rispetto a tutti quelli che hai comprato l'anno scorso. Sta là, lo vedo anche impegnarsi in un certo modo. Ceballos è una bellissima scommessa argentina, che se arriva tutto a poco ci esaltiamo perché si chiama quasi come l'Avezzi, però è un rischio che il Napoli non so se può permettersi di correre. Quindi questa è la situazione con le liste a portata di mano. Poi ci sono altre notizie. Mazzocchi, Pedullà ha detto il Cagliari non è interessato, quindi ci fidiamo di Pedullà, però ci fanno sapere che c'è anche il Sassuolo, sempre le solite squadrette, ci avete fatto caso quando chi è interessato, il Sassuolo, il Frosinone, il Verona, il Lecce, tutte queste squadre che bene o male si vanno a prendere un giocatore da una grande squadra, lo mettono là. Poi si è parlato di Guiu. It's a player. Nah, yeah, nobody knows him. Però io me lo sono guardato il Guiu, volendo essere un po' molto positivi. Io quando ho guardato Gonzalo Garcia ho subito ora questo è forte e mo esplode. Mi ha dato l'impressione, come struttura fisica e come caratteristiche tecniche, un giocatore simile a quello là, una punta classica che non è troppo alto, non è assolutamente basso, mi pare sia 1,87, che tira in porta, che tira con entrambi i piedi, abbastanza veloce, gira sempre un video dove lui si mangia 3 gol consecutivi davanti al portiere, ma è capitato a tutti, non ci dobbiamo fissare su quello. Essendo un under, se il prezzo è quello di cui si dice, 10-15 milioni, col Chelsea potrebbe aver senso, più che altro ha poco senso se te lo prendi e non lo fai giocare. Quello è un giocatore che deve andare in un Bologna e giocare titolare da subito. Questo avrebbe senso come operazione. Però Di Marzio ha insistito moltissimo in questi giorni su di lui, e quindi vediamo se alla fine si fa qualcosa, perché
non si parla più di Gabriel Jesus, non si parla più di Martinelli, questi nomi molto più altisonanti. Io credo che il Napoli non abbia proprio intenzione, non è solo una questione di possibilità, non hai proprio l'intenzione di farlo e di chiudere, e quindi Sono delle pisciatelle. Sembra quasi che sai, poco. Allora, speriamo che bastino quelli che abbiamo e speriamo insomma di non infortunarci, di fare una bella stagione tranquilla. Poi sta girando anche una voce che vuole De Laurentiis voler vietare gli striscioni allo stadio, una roba che a quanto pare la stessa Digos ha cominciato a dire non fare una cosa del genere, perché poi ci sono dei problemi di ordine pubblico evitabili e non capirei il perché di questa roba, ma restiamo in attesa di notizie certe, perché poi quando escono queste voci così un pochino brutte e amare, poi il Napoli magari ha il tempo di smentirle se la voce si estende un po' troppo. Io spero che non sia assolutamente vero, non mi spiegherei il perché andare l'anno del centenario andiamo faccia e fronte contro i tifosi, non me lo spiego proprio, quindi. Ma ci sono tante cose che non mi spiego, perché insistere su Ceballos per esempio, però così ci dicono e noi così la commentiamo. Da New York Valerio Più del tutto. Se volete qualcos'altro a livello di contenuto, ieri ho parlato di tutta la prima giornata di Serie A su calcio fluido, e buon divertimento perché Malen la tripletta l'ha calata.